Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Allora, prima di iniziare con i temi della nostra puntata, vi ricordo che se volete interagire insomma con me o con i miei ospiti che ci saranno oggi, potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure mandare un WhatsApp al 346 64 277 56. Bene, allora, è stata una settimana intensa che ha avuto appunto il suo culmine ieri, io direi venerdì 15 ottobre. Perché? Perché come tutti noi sappiamo è stata la data di inizio dell'obbligo del Green Pass. Nei giorni precedenti ovviamente ci sono state molte proteste, infatti queste non sono mancate, ma sono servite diciamo a ben poco, e infatti è arrivato prima il via libera da parte del garante della privacy, ovviamente alla certificazione verde, e da venerdì le aziende hanno dovuto iniziare a chiedere il Green Pass ai propri dipendenti per poter accedere agli uffici. Ma attenzione, perché oltre a insomma tutta questa bagarre del Green Pass, chi è contro, chi non vuole farlo, chi non vuole farsi manco il tampone, chi non sa cosa fare nella vita, c'è in realtà un tema che per il momento sembra passare molto sotto traccia, ma che in realtà riguarda tutti noi, e infatti questa cosa mi fa un attimo allarmare, soprattutto perché se ne sta parlando molto poco. Allora, dico che va a toccare tutti noi perché riguarda principalmente i nostri dati personali e dunque la nostra privacy. Ma di cosa sto parlando? Allora, a molti forse è sfuggito che all'interno del decreto legge aperture è stata data la possibilità agli enti pubblici di poter usare i nostri dati senza chiederci il consenso. Ebbene sì, avete capito proprio bene. Parliamo quindi dell'uso dei nostri dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e di altre comunque di altri enti, senza che prima devono chiedere ma posso, non posso usare questa informazione? No, lo useranno in modo indiscriminato, cioè senza appunto dover chiedere un ok al contribuente. Ma andiamo avanti perché vi spiego meglio la questione. Allora, all'interno di questo DL Aperture, che voi direte ma scusami, ma se un DL Aperture perché c'è una norma sull'uso dei dati della privacy? Ce lo stiamo chiedendo anche noi, nel senso che in realtà è una norma che sembra essere stata messa lì un po', fra virgolette, passatemi il termine, a caso, nel senso che il DL Aperture riguarda le questioni di su, non so, ristoranti, bar, discoteche, gestione Covid, eccetera. Allora, comunque, come vi ho detto, all'interno delle aperture c'è questo articolo 9 che recita quanto dice. Ovviamente vi sto estrapolando le parti fondamentali. Allora, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è sempre consentito se necessario all'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse e per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. Il motivo, quindi, stando al testo appunto del decreto, è legata principalmente a combattere l'evasione fiscale. Quindi secondo loro l'Agenzia delle Entrate e molti altri comunque e molti altri enti hanno bisogno di scambiarsi fra loro i dati e riuscire insomma a tirarsi insieme per poter riuscire a sconfiggere questo zoccolo duro dell'evasione fiscale. E dunque cosa succederà? Beh, allora, e dunque potrà benissimo accadere che l'Agenzia delle Entrate, per esempio, oppure altri enti della pubblica amministrazione potranno liberamente trattare tutte le informazioni relative ad un determinato contribuente o addirittura a intere categorie di contribuenti senza doversi interfacciare con il garante della privacy. Ora, capite bene che questa questione non è di certo di poco conto, visto comunque parliamo di dati particolarmente sensibili e anche e soprattutto della mole di informazioni delle quali l'amministrazione finanziaria potrà venire costantemente in possesso. Ma c'è da dire che già l'Agenzia delle Entrate viene in possesso di dati che a livello fiscale c'entrano ben poco già adesso.
Però ovviamente questi dati poi non vengono usati. Vi ricordo per esempio la fattura elettronica, quando è stata introdotta c'è stato un intervento da parte del garante della privacy che ha cercato di moderare l'uso dei dati non fiscali, quindi i dati che non avevano pertinenza fiscale fondamentalmente si diceva non dovevano essere considerati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa volta però sembra che il garante della privacy in realtà sia stata messo un po' da parte, no? Per appunto concedere alle varie amministrazioni, agenzie delle entrate e company di poter insomma disporre dei dati come meglio appunto crede. Allora, capiamoci molto bene però, l'obiettivo di questa misura è sconfiggere l'evasione fiscale, o almeno tentare, perché il andare a combattere l'evasione fiscale è diciamo un argomento che poi tutti i governi in modo periodico ripropongono come se fosse ormai un mantra, no? Se non si dice quello manca un passaggio fondamentale nella scaletta delle cose da dire. È sicuramente un problema l'evasione fiscale in Italia, non saremo noi di certo a dire che non è vero, deve essere sicuramente affrontato, ma mi permetto di dire che forse dare accesso all'Agenzia delle Entrate a dati sensibili anche dei contribuenti italiani mi sembra abbastanza imbarazzante. E perché dico questo? Perché per sconfiggere l'evasione fiscale non credo che l'Agenzia delle Entrate abbia bisogno di sapere se un determinato contribuente italiano ha una patologia medica oppure non ce l'ha, o se deve prendere, nel senso, si andrebbero veramente ad avere una serie di informazioni che col fisco c'entrano ben poco, se non assolutamente nulla. E di conseguenza questa situazione non sta facendo però discutere, nel senso che al momento il Parlamento non si è ancora esposto, non c'è stata una discussione in Parlamento. L'unico che si è invece esposto è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che vi leggo una sua dichiarazione perché a me ha lasciato abbastanza allibita, poi ne parleremo anche comunque con il nostro ospite, ma allora Ernesto Maria Ruffini, quindi direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha detto quanto segue. L'intervento riguardo ovviamente all'uso sconsiderato a mio parere dei dati, l'intervento è certamente utile non solo per l'Agenzia ma anche per tutte le amministrazioni pubbliche, perché consente il trattamento dei dati personali dei cittadini tutte le volte che si devono raggiungere obiettivi di pubblico interesse. La novità è che adesso ogni amministrazione, volta per volta, potrà affermare di dover utilizzare i dati dei cittadini in suo possesso per perseguire un determinato interesse pubblico. Non sarà quindi necessario che lo preveda il legislatore volta per volta. Questo non vuol dire violare la privacy dei cittadini, non sono molto convinta, ma solo avere procedure più snelle e semplificate. Allora, ora io non sono così convinta come ha detto il nostro buon direttore dell'Agenzia delle Entrate, e questo non significa violare la privacy dei cittadini, anche perché lui stesso dice noi così possiamo usare i dati quando ci pare, senza dover chiedere il parere a nessuno, insomma l'autorizzazione a nessuno, non violare la privacy dei cittadini, riuscire ad andare a sapere determinati dati sensibili mi sembra un po' quella che si dice una supercazzola, però bando alle ciance e mi permetto soprattutto di aggiungere che l'Agenzia delle Entrate, come molti altri enti della pubblica amministrazione, hanno già tanti di quei dati sui contribuenti italiani che sono imbarazzanti, anche dati non fiscali, come abbiamo già detto. Forse il problema nel sconfiggere l'evasione è cercare di tirarsi insieme e di mettere insieme una strategia che possa alla fine andare a colpire i veri e i vari evasori fiscali. Ma io direi che vi ho ammorbato già abbastanza e lascerei la parola soprattutto. Abbiamo qui con noi un ospite che ha scritto di questo tema, quindi ci potrà dare anche altre informazioni, potrà darle soprattutto anche a voi maggiori chiarimenti. E infatti abbiamo qui con noi questa mattina Andrea Bongi, che oltre a essere collaboratore di Italia Oggi è anche un commercialista. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora Andrea, io ho letto un tuo pezzo appunto su Italia Oggi che era così intitolato: Contribuenti, addio alla privacy.
E in questo pezzo, Sì. dove il titolo, diciamo, abbastanza esplicativo, spieghi bene la deriva, a mio parere, inquietante e anche preoccupante di questa norma. E in particolare tu vai a evidenziare due macro problemi che poi ci sono. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori, diciamo, la tua riflessione in questo merito? Sì, la mia riflessione è tutto sommato molto semplice, nel senso che noi già da quando diciamo, si preparava l'avvento della fatturazione elettronica, che poi ormai è stata diciamo così, digerita e assimilata, avevamo visto delle preoccupazioni proprio sul fronte privacy, peraltro confermate dal garante della privacy in più occasioni. Cioè il garante della privacy che cosa aveva detto? Aveva detto attenzione perché quando andate ad archiviare e trattare le fatture elettroniche, voi non trattate soltanto diciamo dei numeri, per farla più semplice possibile, ma andrete a trattare anche le descrizioni delle fatture. Quindi voi potrete diciamo così, venire a conoscenza del fatto che un cittadino può avere in corso un giudizio penale, una causa di separazione con la moglie, oppure dai dati che arrivano dal sistema tessera sanitaria potrete venire a conoscenza del fatto che un italiano sta facendo un ciclo di chemioterapie piuttosto che delle cure psichiatriche. E quindi il garante aveva sempre detto ok, lotta all'evasione, ma queste informazioni per la lotta all'evasione non servono, quindi dovete fare in modo che siano diciamo, utilizzati i dati utili alla lotta all'evasione, quindi gli importi, i codici fiscali, le date di emissione della fattura, eccetera, ma queste informazioni descrittive a voi non servono a niente e quindi oscurateli, pseudonimizzate i codici fiscali, cioè sostituite il codice fiscale con un algoritmo che renda impossibile capire chi è il soggetto che ha ricevuto questa prestazione. E purtroppo questa cosa probabilmente ha dato fastidio soprattutto all'Agenzia delle Entrate e quindi il governo settimana scorsa con un decreto legge ha deciso che in nome della lotta all'evasione non c'è garante che tenga, anzi da qui in avanti il garante deve farsi da parte. Attenzione perché non è solo l'Agenzia delle Entrate che aveva mano libera, ma questo decreto dice Agenzia delle Entrate e tutti gli enti che fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione alla quale l'Agenzia delle Entrate può appaltare queste informazioni in chiave anti-evasione, quindi Guardia di Finanza, INPS, SOSE, SOGEI. Stiamo parlando di decine di migliaia di dipendenti della pubblica amministrazione che domani potrebbero avere le mie fatture sanitarie, le mie fatture del legale al quale mi rivolgo, eccetera, eccetera. Quindi lo scenario è veramente inquietante. Perché questi dati non servono per esatto, infatti ti stavo proprio chiedendo questo, ho detto io vorrei capire che cosa serve sapere se per esempio un contribuente italiano ha una patologia per combattere l'evasione, cioè qual è il collegamento diretto tra patologia e lotta all'evasione, non capisco. Ma non lo dice Giorgio Andrea Bongi, lo ha detto il garante del contribuente, cioè questi dati di natura qualitativa a voi non servono. Cioè il fatto che il medico o l'avvocato abbia fatto la fattura di un certo importo in una certa data, per voi già questo è sufficiente. Cioè poi il tipo di prestazione che quel professionista e i dettagli di quella prestazione non hanno nessun rilievo a fine della lotta all'evasione. No? Quindi sembra davvero che ci sia un'intenzione ulteriore rispetto a questa, il fatto che magari, o se non c'è comunque il rischio, perché a questo punto noi rischiamo, come si diceva prima, che qualche, anche magari in buona fede, perché qual era la grossa preoccupazione del garante, è che più circolano questi dati, più soggetti ne vengano in possesso, più c'è il rischio di qualche trafugamento, di qualche intrusione
indesiderato, no? Lasciamo stare le frodi dove il funzionario, e sono già purtroppo successe, si diverte nell'andare a vedere il personaggio pubblico di turno che tipo di vita fa. Ma al di là di quello poi c'è il rischio invece che finiscano in mani sbagliate e quindi poi i soggetti possono essere ricattati, possono essere, insomma, sappiamo le conseguenze. Esatto, sì, diciamo non sono neanche poi così leggere, soprattutto perché si parla anche della vita privata di ognuno di noi. Esatto. Direi che va bene lotta all'evasione, ma fino a un certo punto, nel senso che, ribadisco, come è stato detto, fra il sapere che medicine prendo o prendo un contribuente e la lotta all'evasione non c'entra assolutamente niente, forse ti servono le fatture della farmacia, se proprio, ma il sapere il medicinale, il perché lo prendo o altro, mi sembra del tutto irrilevante. Purtroppo però siamo arrivati a questo punto, ripeto, molto probabilmente siccome i risultati della fatturazione elettronica, che ne dica l'agenzia, sono quelli che sono, diciamolo. È brava, esattamente, perché poi il direttore alla fine, pochi giorni fa, ha dovuto ammettere che il recupero è stato soltanto di 2 miliardi. Dico soltanto perché noi come evasione IVA siamo il primo paese in Europa, la seconda è la Germania, ma la distanza tra noi e la Germania è di quasi 10 miliardi, quindi noi abbiamo la fattura elettronica, la Germania no. Se ci fa riportare a casa solo 2 miliardi diminuisce la distanza, ma sempre primi restiamo e largamente primi. Quindi non lo so, è stato chiesto questa svolta, il governo ha accolto il diktat dell'agenzia e lo scenario è preoccupante. Assolutamente, lo scenario è preoccupante, però ti volevo chiedere anche a livello poi diciamo un parere quindi personale. Ora, la fatturazione elettronica ha dato i risultati che ha dato, nonostante si continui a dire che è stata geniale, un colpo di genio, meno male che è stata introdotta, insomma, tutte queste cose qui. E a millantare anche i dati, alle volte ci sono esponenti politici che danno dati un po' a caso, non si sa bene da che libro delle fantasie alle volte li prendano sti dati, però va bene. Ma la mia domanda è, ok, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto maggiori dati, allora io parto dal presupposto, ovviamente correggimi, che l'Agenzia delle Entrate, ma come molti altri enti della pubblica amministrazione, hanno già una miriade di dati sui contribuenti italiani, che la metà basterebbero a trovare i veri evasori, se questo è il vero obiettivo. Quindi io non capisco il voler ottenere ancora più dati quando c'è un gap alla base, cioè non si sanno, non dico razionalizzare, non si sanno già usare i dati che si hanno, cioè si ha già un problema con i dati che si hanno che sono eccessivi, non si riescono a razionalizzare, non si riescono a usare e non si ottengono risultati. Qual è la soluzione? Chiedere ancora più dati? Perché la logica vorrebbe: ok, ho 10 dati a disposizione, non riesco a tirarmi insieme perché non riesco a matcharli, trovo un modo per invece tentare di mettere insieme quelli che ho, che ribadisco, sono già tanti. Assolutamente, ma infatti è proprio come dici, se andiamo a leggere quelle linee guida della prossima riforma fiscale, noi troviamo di nuovo come mantra quello di riuscire a ottenere maggiore efficienza ed efficacia nel dialogo fra le banche dati, cioè noi ogni anno assistiamo all'amministrazione finanziaria, al potere legislativo che ci dice: abbiamo un enorme mole di dati, non riusciamo a farli dialogare. Quindi è esattamente come dicevi tu, cioè per quale motivo, visto che non riusciamo a usare quelli che abbiamo, non ci concentriamo ad usare bene quelli? E se continuiamo a aumentare la mole dei dati che arrivano, non solo non risolviamo questo problema, ma anzi lo peggioriamo, perché se già non dialogano le banche dati attuali, figuriamoci come faranno a dialogare quelle future nel quale questi dati verranno implementati a dismisura. E questo è l'assurdo. Io non ho una risposta su questo, non lo so perché ci si sta muovendo così. Mi inquieta soltanto il pensiero e lo scenario che si va creando. Ma i risultati in termini di lotta all'evasione, con queste milioni di informazioni che continuamente vengono inviate, non si sono visti purtroppo. No, è vero, esatto, sì.
Cioè, non è che, perché poi, come sai, quando spesso a questi articoli, a queste prese di posizione, si risponde dicendo vabbè, volete usare la privacy come bavaglio per la lotta all'evasione. Assolutamente no, cioè è l'esatto contrario. Ben venga una seria lotta all'evasione, ma in questo momento non la stiamo facendo, stiamo invadendo le storie personali dei contribuenti, dei professionisti che li assistono, costringendoli a invii continui di milioni e milioni di informazioni, che attenzione, ha un costo trasmettere tutte queste informazioni, questo non ce lo scordiamo mai, perché cioè, non è che l'invio di tutti i dati come fanno le banche, come fanno i professionisti, hanno un costo, quindi non è che si possa pensare che aumentando ancora il contribuente non spende. Quindi dall'altra parte si dovrebbe pretendere che se noi sosteniamo un costo, questo costo abbia poi un ritorno in termini collettivi. No? Io sono disponibile a inviare tutte le informazioni a patto che queste servano. Quando poi mi accorgo che non sono servite a niente, un po' di rabbia viene. Quindi non siamo per bloccare la lotta all'evasione, ma per cercare anzi all'incontrario di semplificarla il più possibile. Ma no, esatto, assolutamente. Assolutamente, è stata una cosa che ho anche sottolineato io all'inizio, il problema dell'evasione c'è, è un problema serio e va affrontato seriamente. Ecco, il come ci si appresta ad affrontarlo in questo momento, ecco, anch'io mi permetto di dire che il mio parere vale quanto un due di picche, ma che forse si sta prendendo la strada più sbagliata che si potrebbe prendere. Comunque, vabbè, insomma, staremo a vedere un po' cosa succede. Ti volevo chiedere però un'ultima cosa prima di lasciarti andare sul garante della privacy, perché in tutto questo abbiamo visto che è stato messo in un angolino, no? Però io volevo chiederti, secondo te il garante della privacy riuscirà in qualche modo a intervenire per cercare di mitigare insomma questa deriva da grande fratello dove stiamo andando, o c'è poco da fare? Diciamo che il decreto emanato dal governo prevede che l'agenzia non abbia più l'obbligo di inviare al garante prima del trattamento dei dati che tipo di attività voleva fare, perché adesso ha mani libere, e le misure di sicurezza che saranno adottate. Quindi l'Agenzia delle Entrate, ma anche tutti gli altri enti ai quali appalterà questa attività, non avrà più l'obbligo di chiedere al garante un parere preventivo, e quindi farà quello che ritiene di fare in totale autonomia. Ovvio che nel caso in cui si creeranno delle problematiche, saranno i cittadini che potranno intervenire nei confronti del garante, segnalando delle disfunzioni, segnalando una mancanza di sicurezza, segnalando delle anomalie. E poi non ci dimentichiamo che comunque rimane in vigore il cosiddetto GDPR, cioè il regolamento a livello europeo, ecco, che ovviamente il nostro governo non può di imperio diciamo così abrogare. Quindi rimangono le regole a livello comunitario a tutela dei cittadini. Certamente non è più il garante chiamato a dover sorvegliare questa attività, quindi il comune cittadino non saprà mai che cosa l'Agenzia delle Entrate sta facendo con le sue informazioni, se non quando succederà qualcosa, quindi succederà un pasticcio. Se no, diciamo quando così. sarà troppo tardi, fondamentalmente. Brava, esattamente. È fantastico. È così. Ci sarà una tutela, ma sarà una tutela postuma, nel senso che quando mi accorgerò che magari, se sono un personaggio pubblico, è finito in mani, diciamo così, non buone alcune mie informazioni sensibili, a quel punto mi attiverò, però sarà troppo tardi. Quello che voleva la norma in vigore precedentemente era che ci fosse il garante a sorvegliare tutti noi, che adesso invece non c'è più, non ci sarà più.
Va bene, allora torneremo sicuramente a parlare di questo tema del garante anche con l'ospite che adesso insomma ci sarà nella seconda parte. Adesso però, allora intanto io ringrazio appunto Andrea Bongi, che ricordo essere appunto un collaboratore di Italia Oggi, quindi lo potete leggere su Italia Oggi quasi tutti i giorni, e anche un commercialista, quindi grazie ancora Andrea di essere stato con noi in questa prima parte. Grazie a voi. E adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo con il secondo ospite. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali con Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio con tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Questo me lo togliete di mezzo. Dalle 14:30 la rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ed eccoci di nuovo qua, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo parlato con Andrea Bongi, che ricordo essere un collaboratore di Italia Oggi, oltre che commercialista. Abbiamo iniziato a parlare di tutta questa questione dell'uso dei dati, quindi privacy, agenzia delle entrate e insomma delle varie problematiche che
tutto questo può comportare. Abbiamo chiuso insomma la prima parte con una domanda a cui non abbiamo trovato una risposta, cioè sul perché l'Agenzia delle Entrate continui a richiedere dati anche che non hanno a che fare con diciamo il fisco, con la scusa dell'evasione, per combattere l'evasione fiscale. Ma in questa seconda parte vorrei fare un passo avanti, e per farlo però ho bisogno di questo secondo ospite. Infatti abbiamo con noi collegato questa mattina Claudio Antonelli, che è il vice direttore della Verità. Buongiorno Claudio. Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, come ho detto appunto nella prima parte, abbiamo cercato di spiegare insomma anche per somme capi la questione diciamo dati, privacy, Agenzia delle Entrate, insomma anche poi tutti gli altri enti che sono coinvolti in questo smercio di dati da un punto di vista un po' più, se così vogliamo dire, tecnico. Il passo avanti che vorrei fare con te riguarda un collegamento che è stato fatto in diversi pezzi che tu hai scritto sul tema. E infatti in diversi articoli tu hai collegato questo uso di dati al Green Pass, e quindi ti vorrei chiedere in che modo l'articolo 9, che quindi permette l'uso indiscriminato di questi dati dei contribuenti, si può ricondurre al Green Pass. Sì, il percorso che ha richiesto un po' di lavoro e la collaborazione di un fintech lawyer, di un avvocato esperto in blockchain, ci ha portati a unire i puntini e fare una serie di collegamenti. Provo a partire dal fondo, sì, cioè l'articolo 9 del DL Capienze, sì, e in parte a dare una parziale risposta alla domanda che facevi nella prima parte dell'appuntamento odierno, cioè perché si continuano a richiedere determinati dati. Perché questo articolo 9, tra l'altro finito in un DL che nulla ha a che vedere su questo punto di aspetto? Allora, la prima risposta è che il meccanismo complessivo che spinge a sviluppare un ID digitale, quindi trasformare i cittadini in un account digitale, necessita di quella che si chiama interoperabilità dei silostati, cioè gli oltre 540 enti pubblici, amministrazioni, eccetera, eccetera, i comuni, le regioni, le province, le ASL, eccetera, eccetera, sono migliaia di enti pubblici, potranno raccogliere dati per uno scopo, e questo già lo prevedono le norme attuali, sì, e riversarli senza nessuna richiesta specifica in altri basket, in altri silos dati. Questo è il motivo del vero dell'articolo 9. Quindi non c'è tanto più che a oggi gli enti pubblici possono utilizzare i nostri dati, sono perimetrati nel farlo. Ecco, in futuro questo perimetro deve scomparire. Questo perché è fondamentale per sviluppare l'infrastruttura digitale prevista da una serie di documenti. Il più importante è febbraio 2020, i documenti dell'Unione Europea, febbraio 2020, quindi appena prima della pandemia, sì, che prevedono questa infrastruttura. L'infrastruttura, così come è descritta con potenziali altri scopi e funzioni, è una struttura blockchain, esattamente la medesima struttura che è stata costruita per lo sviluppo del Green Pass. In questo senso c'è un nesso. Quindi la domanda è: a cosa potrà servire in futuro il Green Pass che è stato costruito? Quindi una struttura blockchain che permette l'anonimizzazione dei dati, ma al tempo stesso per la prima volta in Italia di collegare il cittadino Claudio Antonelli effettivamente alla mia utenza digitale, senza dover necessariamente usare il riconoscimento facciale, che al momento non è previsto in Occidente. Ecco, questo sviluppo, questo è il Green Pass, con la differenza che poi sull'attuale Green Pass io accendo una serie delle famose luci verdi e luci rosse, che sono: è autorizzato, è fleggato perché ha fatto il vaccino sì, perché è stato malato di Covid sì, perché si è tamponato sì, non ha il terzo requisito no.
poi su questa infrastruttura si possono, così come prevede l'Unione Europea, si possono applicare una serie di funzioni successive. E qui veniamo poi al tema fiscale. Sì, allora per quanto riguarda questa, diciamo, questo documento dell'Unione Europea, che tra l'altro si chiama, diciamo, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, stavi appunto dicendo che è direttamente collegato poi al Green Pass e soprattutto per lo sviluppo dell'identità digitale di tutti i cittadini europei. Ma in questo documento, oltre a questo, c'è altro? Cioè, nel contenuto si dice anche altro? Allora faccio una premessa. In quel contenuto, in quel documento basilare per il prossimo decennio soprattutto, non c'è scritto costruiamo il Green Pass, ma c'è scritto costruiamo un'infrastruttura fatta così perché svilupperà l'identità digitale. Ecco, quell'infrastruttura fatta così, scusate se sto veramente banalizzando, ma sono anche temi molto complessi quelli della struttura blockchain, è esattamente la medesima struttura che ha visto prendere luce per via del Green Pass. Il documento aggiunge il fatto che l'identità digitale servirà per trasformare i governi in piattaforme digitali, quindi rendere tutto interoperabile, sviluppare un fisco più veloce, una gestione del gettito immediata, sviluppare anche un nuovo tipo di burocrazia, controllare anche i flussi di informazione per le famose fake news o altre cose. Quindi queste parti sono abbastanza generiche. E infine sviluppare un'unica sanità, cioè banalmente l'obiettivo futuro è quello di avere una cartella clinica che valga a Caltanissetta come a Milano, come a Amburgo o piuttosto a Lubiana. Le funzioni di questa struttura blockchain sono numerosissime. Sì. La funzione, a mio avviso, più probabile, e in questo senso io immagino e vedo l'Italia come un paese test, e quindi laddove ho provato a dire sono cioè il Green Pass che spinge i vaccini o i vaccini che spingono il Green Pass, questa è la domanda di fondo, ma questa infrastruttura è esattamente quella che servirà anche nel momento in cui la BCE e i governi di Bruxelles e i governi dell'area euro decideranno di dare vita all'euro digitale. Certo. Come sapete l'euro digitale è una blockchain, a differenza delle valute digitali dei bitcoin, bla bla bla, eccetera, eccetera, che non sarà una blockchain, almeno per quello che è dato leggere da documenti della BCE a partire dal 2012 in avanti. Sarà una struttura chiusa, quindi l'algoritmo potrà essere montato, smontato, scusate la volgarità, esclusivamente dalla BCE, perché qual è la caratteristica principale per applicare poi l'euro digitale? Renderlo una valuta equivalente alla carta moneta, e che sia il portatore, no? Cioè, il motivo per cui il cash non può essere eliminato, perché le valute virtuali bancarie sono tracciabili, cioè sono identificabili, appartengono a me o a te sul mio conto corrente. Esatto, sì. La banconota al portatore. Ecco. La blockchain, e questo è esattamente il caso del Green Pass, quel modello di blockchain anonimizza l'ID account collegato. Quindi, e qui torniamo ovviamente a uno dei paragrafi di quel documento del 2020, di febbraio 2020, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, una di quei paragrafi è proprio lo sviluppo di nuove tipologie di account bancari e di account monetari. Ecco l'euro digitale. Il problema almeno insomma, è quello su cui, che è uno dei motivi che mi hanno spinto a fare questi approfondimenti. La domanda di fondo è la banconota del portatore, ok? Però se ce l'ho in tasca io è mia, no? Cioè ci faccio quello che voglio fondamentalmente, nei limiti della legge e di ciò che mi è consentito fare. L'euro digitale sarà anonimizzato e quindi al portatore dal punto di vista formale, ma se l'algoritmo non dipende mai da me,
ma da chi lo costruisce o lo smonta. Sarò io veramente il proprietario dell'euro digitale, cioè, ecco, ritorniamo ai dati fiscali. Cioè, se un giorno io ho l'interoperabilità di tutte quelle che sono le mie abitudini, quindi abitudini di spesa, abitudini di vita, abitudini di divertimento, abitudini sanitarie, tutto quello che traccia la mia esistenza nell'ultimo anno fiscale, ok? Sì. Io non ho più bisogno di fare la dichiarazione dei redditi, non ho bisogno di dimostrare quanto guadagno, quanto spendo, perché è già cioè esiste già, è già in quell'algoritmo lì. A quel punto il 16 del mese devo fare l'F24 o i soldi mi vengono prelevati direttamente dal conto? Sì. Quindi uno dei motivi, il punto di domanda resta, ma è quasi una domanda retorica, perché tutto dipenderà da come viene impostato. Ecco perché sarebbe il caso di cominciare a discuterne a livello politico, a livello parlamentare. Esatto. E infatti, insomma, volevo arrivare proprio a questo punto, cioè al fatto che in realtà è un tema che al momento, diciamo, non scalda i cuori, soprattutto al Parlamento, perché non ci sono, diciamo, ancora neanche partiti politici che hanno preso una posizione o l'altra. E perché dico questo? Perché appunto nei vari pezzi che hai fatto, ma come poi anche spiegato adesso, si dipinge, diciamo, un futuro abbastanza... di aver spiegato chiaramente, perché mi rendo conto che è un po' complicato. Per un ascoltatore che non ha magari un certo tipo di background è complicato. Però magari se poi dopo facciamo qualche esempio concreto diventa un po' più semplice. Però prego, non voglio interrompere. No, assolutamente no, sicuramente poi gli esempi riescono a dare un quadro migliore della situazione, però appunto il futuro che sei andato anche a dipingere è abbastanza distopico, no? Non so, a me ha ricordato molto alcuni episodi di Black Mirror, perché secondo me siamo un po' su quel filone lì, e la domanda appunto è questa, cioè, visto il futuro che si sta andando a disegnare, che è abbastanza preoccupante, come mai in realtà non se ne discute di questa cosa? Perché io mi ricordo che quando anche mi sembra un anno o due fa, adesso mi sembra un annetto fa, erano stati introdotti degli emendamenti a questo punto anche molto più banali, no? Che volevano introdurre l'uso, dare all'Agenzia delle Entrate la possibilità di usare i dati che trovavano sui social network per trovare gli evasori, erano subito stati bloccati questi emendamenti, no? Come se fossero il male sulla terra. Adesso in realtà si sta andando verso una parte che è a livello pro rispetto all'uso dei dati social network. E volevo capire perché secondo te questa cosa non è che non fa notizia, però sta passando molto in secondo piano, anche a livello di politica proprio. Sì, su alcune tematiche la classe dirigente politica italiana non è all'altezza di queste sfide. Dall'altra parte tu hai detto questo è un futuro distopico, c'è il Black Mirror, eccetera, eccetera. Infatti il rischio e il mio timore sempre è di scivolare su questa china, no? Dove uno dice, i soliti film di fantascienza. E no, nel senso la tecnologia non può essere avversata, non deve essere avversata, ma dal punto di vista della governance democratica bisogna fare una discussione. È molto semplice. Allora, nell'atto di indirizzo del ministro Franco alle autorità, alle agenzie fiscali e agli enti fiscali di o giugno o luglio scorso, scusate, non ho memoria esatta, comunque recentissimo, no? A un certo punto, laddove si faceva anche il catasto, alla riforma del catasto, e successivamente, appena dopo, diciamo qualche riga più in basso, si dice a oggi la dichiarazione precompilata è utilizzata da queste categorie, eccetera, eccetera. In futuro dovrà essere estesa, l'obiettivo è di estenderla a tutte le categorie. Sì, mi ricordo. E lì dentro anche inserire ogni anno gli aggiornamenti delle rendite o dei valori catastali, e poi questa sarà la vera differenza. Però non voglio entrare adesso nel tema patrimoniale, catasto, in un altro discorso. Ci sono degli elementi che ci spiegano come in futuro l'automatismo degli algoritmi
sarà il sistema che ci attribuisce dei valori o banalmente un'entità, un valore, scusa l'importo di tasse da pagare. C'è già scritto qua e là, c'è già scritto nei documenti programmatici dell'Unione Europea, per cui il fatto che succederà fra 10 anni, 11 anni, 13 anni, spinge molte persone a automaticamente col cervello a scartare il tema e a spostarlo. Okay. E invece certe cose si discutono quando si comincia a gettare le basi, non dopo. Esatto. Questo è semplicemente il tema. Dopo prendiamo un esempio. Esatto, molto semplice. Allora, il sindaco di Genova, Bucci, è già da un mesetto o due che rilascia interviste su quotidiani locali, Secolo, in merito a una polemica su Genova si sta spopolando oppure no. Okay? E lui a un certo punto, almeno in 2 di queste interviste, dice non è vero, perché Genova non ha, scusate le sirene, non ha 500.000 abitanti ma ne ha 700.000. Noi di questo abbiamo, qui dentro ci sono studenti, gente che poi di fatto vive qui ma non ha la residenza, eccetera eccetera. Di questo ne siamo certi perché abbiamo i dati delle SIM attive costantemente nell'arco dell'anno sul territorio del comune. Ma nessuno dei giornalisti genovesi mi sembra abbia sollevato una questione di fondo. Perché il comune di Genova acquisisce il traffico dati delle SIM sul proprio territorio? Lo fa solo il sindaco, e questo è quello che sto cercando di scoprire in futuro. Lo fa solo il comune di Genova? Lo fanno tutti i comuni italiani? E perché? E questo è un dato, una fotografia attuale con una serie di punti di domanda. Il tema è un altro. Quando io avrò l'interoperabilità dei silos dati, di quelle di cui parlavamo prima, articolo 9 del DL Capienza, vado a vedere e dice chi sono le società lì dentro che possono scambiare i miei dati. Vai a vedere, c'è Veneto Acque SPA, o Piemonte Mobilità, il Traforo del San Bernardo, Pinco Pallino, vado avanti con tutte enti del genere. Quindi non sarà difficile effettivamente sapere quanto tempo vivo lì, dove vivo, le mie utenze, eccetera, eccetera. E allora se domani io dichiaro di essere residente nel comune di Rocca Cannuccia, dove l'IMU costa niente, e invece sto al centro di Milano, o viceversa, nel senso vado a dichiarare un IMU prima casa dove invece, per pagare di meno. Esatto. Automaticamente l'IMU mi arriva e dice no caro mio, tu sei stato qui 6 mesi e un giorno, come per l'AIRE, no? Quindi questa diventa IMU prima casa e paghi quella cifra lì. E tu dici no ma io no, guarda, è così, molto semplice. Non è così, fai ricorso, dimostra che i dati sono sbagliati, dimostra che la tua utenza telefonica non è quella, dimostra ovviamente. Allora, questo è un esempio concreto. Allora, a un certo punto faccio l'avvocato del diavolo, no? Molti dicono ma questo è per l'evasione, ma basta, non si può, basta sta cosa della privacy, non è vecchia, è un concetto vecchio, bisogna combattere l'evasione fiscale. No, perché mica poi difendere gli evasori fiscali, fanno un danno del paese. Poi dice bisogna anche combattere l'elusione fiscale, che è proprio quella cosa sottile che è nata in Italia per via della storpiatura del fisco italiano, perché se il fisco italiano non fosse come è fatto nessuno si permetterebbe di fare un certo tipo di ragionamenti, perché poi che cos'è l'elusione fiscale, che cos'è l'ottimizzazione fiscale. Potremmo aprire anche lì un ragionamento infinito, no Giorgia, sei d'accordo con me? A quel punto, con questo modo, scompare anche tutta l'elusione fiscale, cioè se io ho possibilità legittimamente, a mio avviso, di pagare 1 o 2, cosa scelgo? Beh, pago 1. Ovviamente. Basta, anche questo scompare. E poi c'è il dato futuro. Avete mai attivato i tracciamenti dello storico degli spostamenti sull'iPhone, banalmente? Può succedere frequentemente che risulti che Giorgia è stata
2 giorni, c'è stata una volta ad Alessandria, faccio per dire, no? Sì. E tu non sei mai stata lì. E come mai appare che io sono stata ad Alessandria? Perché l'algoritmo ogni tanto sbaglia, cioè succede, no? E quindi in Però a questo quel caso punto come anche in farai a futuro, dimostrarlo? esatto, quindi anche in questo caso nel futuro con tutti questi dati, questa interoperabilità, insomma, tra i vari dati, potrebbe essere un problema, perché è sempre il contribuente, questa cosa non cambia mai, che deve provare la propria Esatto. innocenza. Ed è qui quella battaglia che dico noi, nel senso noi persone che a mio avviso hanno, come dire, una certa, cioè una normale apertura mentale sull'approccio al fisco, no? Non politicizzata ma di equilibrio, no? La domanda di fondo è questa. Allora, nelle 18 pagine prodotte a giugno dal Parlamento in vista della riforma fiscale, no? Le commissioni congiunte, no? Sì. Di cui una buona fetta è stata presa in considerazione e a mio avviso l'altra, quella un po' più importante, no. Allora lì c'era un passaggio fondamentale. Allora, in Italia è stato inserito il pareggio di bilancio nella Costituzione, ok? Un dato di fatto, c'è un obiettivo che va perseguito con un certo rigore proprio perché è inserito in Costituzione. Lo statuto del contribuente non è mai stato inserito in Costituzione, non è mai stato elevato a quel tipo di rango. Il Parlamento l'ha chiesto a giugno, la legge delega non lo prende minimamente in considerazione. Allora il tema è questo: vuoi sviluppare un'infrastruttura digitale del genere? Ecco, è fondamentale inserire lo statuto del contribuente lì dentro, altrimenti ogni intervento fiscale, ogni pressione che vai a fare sul gettito sarà mirata esclusivamente a quel fine, a pareggiare il bilancio, far quadrare i conti, eccetera, eccetera, dimenticando la base di fondo che il cittadino non è suddito dello zar, che era famoso per la propria polizia fiscale, ma è paritetico, è un cittadino che paga le tasse per i servizi che riceve in cambio, paga le tasse al posto di coloro che non sono in grado di versare e perché anche loro ottengano quei servizi, o almeno una parte di essi, ok? Ma deve essere considerato paritetico. Questa è la battaglia. Quindi, se vogliamo portare avanti, figuriamoci, cioè è chiaro che il futuro deve essere nel mondo digitale, ma non possiamo dimenticare questi aspetti. Siamo fra 10 anni, quando la tua dichiarazione dei redditi arriverà sfilata direttamente dal conto corrente, tu dirai: ma no, ma è sbagliato. Esatto. Ma fai a dimostrarlo. Quanto ti costerà dimostrarlo? Avrai la possibilità, la capacità tecnica, gli avvocati per dimostrarlo. Chi sarà in grado di fronteggiare una macchina del genere? E chiudo con un esempio. Una testata del nostro gruppo promuove so che ha fatto una serie di articoli su una pasta che ha un nome dentro un nome che contiene la parola senatore, quindi corretto perché non posso dire, ok. Per Facebook quello è un contenuto politico. Ah, tu spieghi, no, ma si chiama così, io mi chiamo Claudio Antonelli, quello si chiama senatore qualcosa. No, è un contenuto politico. Dici, no, e basta. Non c'è verso. Allora hai un contatto umano, spieghi che non è così, Facebook ti dice: ah sì, beh certo, sì, chiaro, lo mangio anch'io. E poi dopo 10 giorni cambia la persona, tanto lì non c'è una... E si ripete tutto da capo. Allora il tema di fondo è siamo in grado politicamente adesso di affrontare tematiche che ricadranno sul nostro portafoglio, sulla nostra spalla, sulle nostre abitudini di vita fra 10-15 anni. A volte non siamo in grado di affrontare tematiche
che riguardano il 2022. Evidentemente no, perché evidentemente no, già non ci tiriamo insieme per cose che riguardano domani, figuriamoci tra 10 anni. Allora, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, resteremo con il dubbio su quello insomma che accadrà per il nostro futuro. Intanto io ringrazio Claudio Antonelli per essere stato con noi in questa seconda parte, che ricordo essere, infatti lo potete leggere, vice direttore della Verità, quindi grazie Claudio per essere stato con noi e per averci spiegato questo mondo. Di aver provato di spiegare, però il tema dello statuto del contribuente non va dimenticato, non va abbandonato. Assolutamente, magari ci ritorneremo su in un'altra puntata. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo e buon weekend a tutti. Avete ascoltato